La città di Lamezia, vedete, invasa dai rifiuti. In diverse zone cumuli di spazzatura anche nelle vicinanze delle scuole cittadine. Adesso la Procura ha avviato un'inchiesta sulla gestione della raccolta dei rifiuti e ha emesso 7 informazioni di garanzia per reato di interruzione di pubblico servizio. La Polizia ha notificato i provvedimenti ai responsabili della Multiservizi e della Daneco, le società che si occupano rispettivamente della raccolta e del conferimento dei rifiuti. La Procura di Lamezia, guidata da Salvatore Curcio, dunque vuole vederci chiaro su quanto sta accadendo, già perché la città versa in una situazione di emergenza proprio per l'enorme quantità di spazzatura presente non solo nelle aree periferiche ma anche nel centro cittadino. I cassonetti sono stracolmi, a terra poi sono accatastati sacchi di grandi dimensioni ma anche rifiuti ingombranti che creano vere e proprie discariche a cielo aperto. Questo si verifica nelle zone della città non ancora servite dal servizio della raccolta differenziata porta a porta, ma anche nelle frazioni collinari e pedemontane c'è la stessa situazione. C'è il rischio di una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. Emblematico quanto accaduto ieri, quando con le piogge torrenziali i rifiuti hanno invaso le carreggiate galleggiando tra le auto. Una situazione grave e allarmante sulla quale adesso indaga la Procura.